Carcere, ingoiato 30 pastiglie di un farmaco al paracetamolo dopo essere stato ripetutamente vittima di bullismo nella scuola del veneziano che frequenta. Abbiamo sentito il parere dello psicologo. Dopo i violenti scontri tra tifosi al termine della gara Spinea-Treviso arrivano i Daspo per gli ultraviolenti, divieto di vendita di biglietti ai trevigiani per la trasferta di domenica. Il DNA ricavato dai resti umani trovati a Marghera verrà confrontato con quello di Isabella Novente. Le possibilità che siano le stesse sono minime, ma il fratello della donna tiene accesa la speranza. Ancora nessuna notizia su Angelo Zen. Ieri sera la veglia di preghiere e speranza a Maerne, tra i presenti anche una famiglia turca che vive lì da 25 anni. Prima la cerimonia a Marghera, poi al teatro per una rappresentazione con i ragazzi delle scuole. Il giorno del ricordo a Venezia vuole coinvolgere le nuove generazioni. Vengono realizzati da un artigiano di Venezia i riconoscimenti che anche quest'anno premieranno i cantanti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, e allora noi lo abbiamo incontrato. È stato presentato oggi ufficialmente il nuovo coach dell'Umana Reyer che prende il posto di Walter De Raffaele. È un momento complesso, ha detto, ma ognuno deve fare il suo. Buonasera, ben ritrovati TG Venezia. Partiamo con un nuovo caso di bullismo in una delle scuole del veneziano e la reazione difficile di un ragazzino che per proteggersi, per cercare appunto di difendersi dal grande dolore provocato da questo gesto, ingoia 30 pastiglie di un farmaco al paracetamolo. Partiamo da qui. Veniva sistematicamente preso in giro e isolato sia nella scuola del veneziano che frequenta che nel convitto riservato agli alunni fuori sede dove dormiva con alcuni compagni di classe. Una sofferenza e un peso enormi da sopportare per un 14enne del primo anno, tanto da ingerire 30 pastiglie di un farmaco a base di paracetamolo. È stato poi lui stesso a dire agli educatori di non sentirsi bene, quindi la corsa all'ospedale di Mestre. Fortunatamente la giovane vittima di bullismo non è in pericolo di vita. A scuola, dove sono arrivati anche esperti esterni, è stato indetto un consiglio straordinario di classe per parlare del gesto dell'adolescente che risale al 24 gennaio. Un gesto che, secondo la preside, potrebbe risalire ad un disagio precedente la frequentazione della scuola. Mirko Castelleri, uno psicologo e psicoterapeuta che ha spesso a che fare con i giovanissimi. Il tema è molto delicato. Indubbiamente è da comprendere quali siano le forme di disagio latenti in questo ragazzo e nel tessuto familiare a cui lui apparteneva. Per non dimenticare poi anche il tema relazionale a scuola con i compagni. Ho la convinzione, così, dei primi segnali che probabilmente era la punta dell'iceberg, c'erano altri elementi che hanno condizionato il gesto estremo. Prima del tragico gesto, il 14enne era già stato spostato in un'altra stanza con altri compagni, ma la situazione a scuola rimaneva comunque difficile. 4 studenti erano stati sospesi per 10 giorni, uno addirittura a 12 per i loro comportamenti in classe, e alcuni giorni fa un professore è stato chiuso dentro l'aula da alcuni studenti, azione che ha fatto partire note collettive. Ma da dove arriva l'aggressività che oggi manifestano diversi giovani? Casteller rivela un particolare agghiacciante. Io ho pazienti che mi raccontano, adolescenti, che mi raccontano di voler sopprimere i genitori. Una volta la soppressione del genitore era una soppressione sociale, cioè ti allontani dal genitore per andare nella società contemporanea. Oggi è fisica, si immagina di ucciderli. Ma perché? Semplicemente perché hanno vissuto quei 2 anni di lockdown come una costrizione, come un sequestro di persona. Gli adulti, per salvare se stessi, questo è nelle loro menti, ci hanno chiuso in casa. Bene, noi oggi ci sentiamo legittimati a reagire in quel modo, spacchiamo tutto. A Spinea, tragedia della solitudine, dove un 64enne è stato trovato morto in casa ormai da giorni. Era morto in casa da una settimana, ma nessuno se n'era accorto. Sono stati vicini a lanciare l'allarme chiamando i carabinieri, insospettiti dal fatto che non lo vedevano in giro da diversi giorni. Flavio Bittante, 64 anni, di Spinea, abitava qui in via Vecellio. Ex dipendente dell'Aprile di Noale, originario di Mirano, abitava da solo e aveva pochi contatti con l'esterno. Non era sposato e non aveva figli. Una morte avvenuta per cause naturali, la sua, così dagli accertamenti medici effettuati
effettuati dalla scoperta avvenuta nella mattinata di giovedì 9 febbraio. Si tratta dell'ennesimo dramma della solitudine. Forse, se si fosse saputo che non stava bene, si sarebbe potuto salvare allertando il personale del 118. Invece, il 64enne è morto in solitudine dopo che nessuno da giorni lo cercava. Violenti scontri tra i tifosi al termine della partita Treviso-Spinea, arrivano i primi Daspo. Prima le bombe carta, poi la carica della polizia. La polizia ha sentito caricare, poi si è messi trevisani. Scontri tra ultra alla partita di ritorno nel posticipo di eccellenza Spinea Treviso, giocata mercoledì scorso allo stadio comunale Allende al Villaggio dei Fiori. Ecco nelle immagini amatoriali quanto accaduto all'interno dello stadio, con la grata che divideva i spinetensi a sinistra dai trevisani a destra. Ingenti danni alla struttura da parte degli ultra ospiti hanno letteralmente devastato i bagni, come racconta il presidente del Calcio Spinea. Hanno distrutto il lavandino che avevamo appena rifatto e messo a posto, e hanno distrutto, come vede qua, bidet. E in mattinata, proprio mentre stiamo realizzando questa intervista, la nuova amara scoperta: distrutto il tubo dell'acquedotto che si trova nell'unico ingresso riservato ai tifosi trevigiani. Siamo qua come dire, c'è acqua, io ho provato qui. Divelto col tubo rotto e l'acqua che continua a perdere. Fortunatamente, con un anticipo di 20 giorni rispetto al match, la questura di Treviso aveva allertato quella di Venezia sull'alto rischio della partita. Abbiamo avuto anche noi come comune il coinvolgimento da parte della questura che tramite un sopralluogo ci ha indicato delle prescrizioni da mantenere. Motivo per il quale erano stati predisposti controlli rafforzati. Ecco in queste immagini come vengono scortati i trevigiani dai reparti mobili della Celere. Ed oggi già pronte le denunce a carico di ignoti da parte dello Spinea Calcio. E con i Daspo già pronti da parte della questura di Venezia, blindata la prossima partita di eccellenza, quella prevista per domenica 12 febbraio tra San Donà e Treviso, con la prefettura di Venezia che ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti di tutta la marca trevigiana. Lo scheletro di donna trovato a Marghera, il DNA ricavato appunto da questo, sarà confrontato con quello di Isabella Noventa. Ricorderete l'impiegata padovana uccisa 7 anni fa, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Serviranno alcune settimane prima che il patrimonio genetico dei resti umani, un teschio e alcune ossa sia disponibile per essere comparato con il DNA della padovana sparita nel nulla. Secondo fonti qualificate sarebbero tuttavia minime le possibilità che lo scheletro possa essere quello di Isabella. Ci sono molti dati che sono compatibili. Io spero vivamente di ritrovare il corpo di mia sorella e di poterlo mettere vicino alle spoglie di mia madre. È morta 3 anni fa, invocando la figlia, Ofelia, la mamma di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 da Freddy Sorgato, dalla sorella Deborah e dalla tabaccaia Emanuela Cacco. Il ritrovamento di ossa umane in via della Chimica a Marghera lo scorso 30 gennaio ha riacceso le speranze del fratello Paolo, che si dice in grado di riconoscerla esaminando la dentatura dei resti recuperati. Ovvio che se avessi una fotografia del teschio, dell'arcata dentale, riuscirei a riconoscere subito, perché io sono odontotecnico, per cui... Paolo Noventa ha già sentito il suo avvocato e si rivolgerà per informazioni alla Procura di Venezia, che ha disposto l'esame del DNA sui resti che erano lì da 7 anni, il tempo trascorso dall'omicidio di Isabella. Inizialmente a spegnere le speranze il ritrovamento di un paio di scarpe di un numero più grande di quelle indossate da Isabella. Sono venuto a conoscenza che non erano indossate quelle scarpe, erano vicine. Di conseguenza mia sorella portava un numero completamente diverso, avevo dato per scontato che non era lei. Dal momento che le scarpe non le aveva indossate e poi il giorno successivo all'omicidio, Freddy era proprio in quella zona e le celle telefoniche, si era agganciato a quelle celle telefoniche, per cui... E poi di domenica in quella zona non c'era nessun motivo che lui fosse là.
evidentemente aveva uno scopo. Per Paolo la speranza è quella di riuscire finalmente a mettere una parola fine sulla tragica morte della sorella. Era mia madre che ci teneva moltissimo a ritrovare il corpo. Io l'unica cosa spero solo di trovarla per poterla mettere vicino e chiudere questo cerchio che è abbastanza logorante. A Martellago e Romano De Zellino resta l'angoscia per la sorte di Angelo Zena, il 60enne disperso dopo il terremoto in Turchia. Ieri sera la veglia di preghiera a Maerne. Siamo qua per fregare, per tutta gente, tutto il mondo. I vostri concittadini, ma anche il povero Angelo. Tutti. Per noi non c'è differenza di una persona, di un'altra, tutti uguali, siamo tutti uguali. Cosa si sente di dire anche alla famiglia di Angelo che sta aspettando di ricevere buone notizie? Tenere duro, speranza che trovano presto, che non è di là in casa, magari era fuori, non è quell'albergo là, ma albergo ho saputo che è andato giù anche albergo. E spero che è fuori, perché caos c'è, i telefoni non tanto funzionano, non tanto non funzionano. Però magari fuori, magari sta aiutando la gente e spero che si trova. Ci raccogliamo insieme per condividere tanti sentimenti, tante preoccupazioni, ma per condividere anche la fede, la fiducia, la speranza. Lei conosce la famiglia di Angelo? Ci ha avuto proprio a che fare direttamente? In che modo? Sì, io ho conosciuto Patrizia durante il periodo del terremoto in Emilia, che con la sua generosità ha fornito indumenti e sussidi per i nostri concittadini e i nostri compaesani giù emiliani. Dico a Patrizia, non perdere la speranza, siamo uniti a te con il pensiero, cerchiamo di sostenerti in questa serata con la preghiera e spero che sicuramente i colleghi che abbiamo lì nel territorio svolgano al meglio le attività di ricerca, ci riportino tuo marito qui insieme a noi quanto prima. L'incidente in Laguna che ha centrato la mascheretta di Deborah Scarpa e Silvia Bona ha riportato l'attenzione più generale sul tema della sicurezza. Si chiede una stretta. Ancora faticano a raccontare quanto è accaduto alle due campionesse del remo Deborah Scarpa e Silvia Bon, centrate l'altro giorno da un taxi acqueo tra Murano e Le Vignole che le ha letteralmente investite mentre si stavano allenando in laguna. Si sentono vive quasi per miracolo perché l'incidente nautico avrebbe potuto portare conseguenze ben peggiori, anche se le botte, come documentano anche queste foto, sono ben visibili. La cosa certa è che in laguna le barche a motore devono correre di meno. Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di tutta la città insieme, fa le sue proposte. Non possiamo non notare quanto la pericolosità della velocità determina situazioni di grave pericolo per i cittadini veneziani e non solo. È più che evidente che il problema è la velocità. La velocità è la causa degli incidenti e del moto ondoso e delle problematiche varie che la laguna subisce. Secondo Martini si deve intervenire contemporaneamente in due direzioni. Da anni sosteniamo che il GPS è l'unico sistema che può aiutare nella tracciabilità dei percorsi delle barche di tutti i tipi. Quindi l'obbligatorietà del GPS è una via da seguire e la seconda è quella di educare ragazzi e adulti a una adeguata fruizione della laguna con i tempi che la laguna richiede e con i modi che la laguna pretende. Prima la cerimonia a Marghera, poi al teatro per una rappresentazione con i ragazzi delle scuole. Stiamo parlando del giorno del ricordo.
Raccontare, ma soprattutto ricordare il dramma delle foibe anche attraverso i ragazzi. Oggi, giorno del ricordo, la cerimonia di commemorazione a Marghera con la deposizione della corona d'alloro al monumento di Piazzale Martiri Giuliani e Dalmati. Una bellissima cerimonia con la partecipazione di varie realtà, tra cui anche mi piace mettere in evidenza le scuole, perché l'Istituto Comprensivo Grimani di Marghera ha partecipato con alcuni ragazzi che hanno cantato appunto alcuni brani musicali e hanno recitato anche alcune poesie. Da Marghera al Teatro del Parco alla Bissuola, dove è stato presentato lo spettacolo Passi, storia dell'esule Pamic, atleta e marciatore italiano alle Olimpiadi di Tokyo del 64, che si incrocia con quella dello stesso Pamic, 14enne del 47, costretto all'esodo, che scappa dalla città di Fiume per arrivare in Italia e vivere da profugo. Uno spettacolo molto forte che ha ripercorso la tragedia delle foibe dell'esodo Giuliana-Dalmata anche in aspetti che sono poco conosciuti o esplorati. Uno degli obiettivi delle nostre priorità è quello di parlare ai giovani e alle nuove generazioni. È un modo per mantenere vivo il ricordo, e se parliamo delle foibe soprattutto per ridare giustizia in qualche modo anche a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria terra e le loro case, e anche coloro che sono morti in condizioni atroci. Molte le iniziative dei prossimi giorni per non dimenticare. E non è più il giorno del ricordo, è il mese del ricordo, perché abbiamo circa 40 iniziative che si sviluppano per tutto il mese di febbraio e anche i primi giorni di marzo. Quindi è ormai una istituzione fondamentale nel territorio veneziano. Sono realizzati da un artigiano a Venezia i riconoscimenti che anche quest'anno premieranno i cantanti della 73esima edizione di Sanremo. Tutti sul palco dell'Ariston sognano di portare a casa quel trofeo, un premio pensato, fatto e realizzato a Venezia. Da almeno 50 anni l'artigiano lagunare Cristiano Moschini con la sua famiglia è il fornitore ufficiale dei premi del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Siamo andati a trovarlo nel suo laboratorio vicino a Campo San Lio, dai Leoni d'Oro della Biennale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Festival della Canzone Italiana. L'artista è sempre lui. La storia di Sanremo e del suo trofeo è antichissima, un po' come la tradizione della nostra azienda. E ha cominciato tutto mio nonno, per cui sicuramente almeno 50 anni fa abbiamo mantenuto un contatto importante appunto con il Comune di Sanremo, con l'Ufficio Turismo, quale fornitore ufficiale. Questo premio ha una particolarità e una diciamo difficoltà di esecuzione che diventa difficilmente replicabile da chiunque, e questo ne ha fatto un po' il fiore all'occhiello della nostra produzione. E quest'anno dovrebbe esserci anche un premio a sorpresa. Quest'anno invece abbiamo unito al premio ufficiale anche dei premi alla carriera e un premio che è una novità assoluta, da quanto ho capito, per il duetto che viene effettuato nella quarta serata. Con Sanremo normalmente si parte da dicembre già a cominciare le prime parti, perché il Leone di Sanremo è decisamente una lavorazione particolare, perché c'è sì una fusione che è la parte del leone in argento, ma tutti gli altri pezzi vengono cesellati e battuti e lavorati a mano dalla lastra d'argento, per cui richiedono tempo, attenzione e un'esecuzione particolare. La bellezza appunto di questo trofeo, essendo fatto di singoli pezzi fatti a mano, è che non è mai uguale a se stesso. Sport, è stato presentato oggi il nuovo coach dell'Umana Reyer, allora andiamo a conoscerlo insieme. Al lavoro da ieri col team Oro Granata, oggi Neven Spacchia, il nuovo coach chiamato a guidare l'Umana Reyer al posto di De Raffaele, si è presentato ufficialmente al Palasport a Liercio. Entusiasta di essere stato scelto, il coach non nasconde una situazione complicata. To learn a little bit about the players, about the personality, not only talent, because if you have a talent and not personality, you will never be the good one. That means personality for me, it's always on the first place. I have to find out a little bit about that. I have to approach the players. I have to help them to get out of that situation. Then after that, judge. Not like it's not to push the button and go. L'umore della squadra in questo momento non è dei migliori. È una scelta molto dolorosa, l'abbiamo già detto, molto difficile, non solamente per la parte tecnica ma anche per la parte umana.
Coach Walter è stato con noi ben 13 anni, quindi abbiamo vissuto tante soddisfazioni, ma tanti momenti che è difficile raccontare perché si pensa solo alle trionfi, alle successi sportivi. Ci sono stati momenti di crescita reciproca, sua, nostra, del club, e quindi era non facile. La squadra è responsabile, sa il momento che stiamo affrontando, sta lavorando forte, ma come ha sempre lavorato, quindi non posso dire diversamente, non è che i risultati, il vincere o perdere, possa dire che hanno lavorato bene o male. È chiaro che abbiamo attraversato dei momenti difficili perché perdere tante partite alla fine ti pesa, però la squadra sta reagendo. La fiducia ora è riposta nel nuovo coach che arriva dalla guida del Saski Baskonia nel campionato spagnolo e in Eurolega. To find out how I can help, everyone gotta find out what he can do in the program, and that's the most important to vincere. Però per farlo dobbiamo, ogni giocatore deve chiedere qualcosa di più da se stesso, e in questo posso aiutarli io, però è sicuramente uno sforzo che dobbiamo fare come squadra, cioè chiedere di più, essere più esigenti con noi stessi. Con lo sport ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Treviso, grazie per averci seguito, arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, il weekend trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di sabato 11 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie saranno ancora sotto zero dappertutto, massime tra 8 e 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, ce lo mostra la grafica, il cielo sarà poco nuvoloso per la presenza di locali velature. Temperature minime tra lo 0 e i meno 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto sarà molto soleggiato con solo qualche temporaneo annuvolamento, ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 1-2 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.